Tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video dell'Espettomercato Batman Napoletano. Come state? Spero tutto bene. Allora, prima di incominciare col video, avrei una proposta per voi. Allora, se arriviamo a 3 iscritti sotto questo video, oppure vi do anche un'alternativa, aumentiamo di 2 iscritti, quindi arriviamo a 179. Io su ogni partita di campionato di Serie A, oppure la Liga, se facciamo Serie A e Liga, faremo più la Serie A rispetto alla Liga, però vabbè, faremo anche Serie A e Liga, faremo sia Serie A e Liga spagnola. Farò la live reaction più il post partita. Cioè, che cos'è la live reaction? In pratica dove registro un video dove vi parlo della partita, dove diciamo vi dico i miei pareri sulla partita, diciamo reagisco ai gol, ai vari gol. Insomma, mi dovete far sapere a suon di like, se ho delle like oppure aumentiamo di 2 iscritti. Allora, io direi di incominciare col video. Allora, visto che nel video sarebbe la ricostruzione del Leeds, come vedete qui sotto, nel titolo, il titolo sa mercato che farei con Leeds United. Quindi, come ho fatto la Fiorentina col Napoli e con il mio Napoli, forza Napoli sempre. Andrò a fare un mercato di giugno, dove venderò alcuni giocatori e li acquisterò. Uso il Leeds perché so che sta andando male in Premier League, quindi lo vorrei ricostruire per il futuro, per vincere Coppa Nazionale, Coppa di c'è lo scudetto, quindi la Premier League, e magari arrivare in Champions oppure puntare alla qualificazione. Allora, partirei dai difensori perché secondo me i portieri più o meno siamo messi bene. Quindi a porta possiamo, certo si può migliorare, però non tanto. Allora, parto dai difensori. A difesa vado a vendere, vado a vendere Baie a 15 milioni di euro. 15 milioni di euro. Ricordo che abbiamo un budget di 50 milioni di euro. Poi vado a vendere a centrocampo stock milioni di euro. Stock lo vendiamo a 30 milioni di euro. Poi Longstaff, non so come si pronuncia, scusate per i tifosi del Leeds. Se ci sono dei tifosi del Leeds, scrivetemi, oppure se lo sapete scrivetemi come si pronuncia. Poi lo vendiamo a 20 milioni. Poi per l'attacco andremo a vendere Pirei, non so nemmeno questo come si chiama, per 15 milioni, più James a 10 milioni. Ora, sommando questa cifra che è venuta fuori, con tutte le cessioni, tutti i milioni raccimolati, sommandoli con il budget di 50 milioni di euro, raggiungiamo la modesta cifra di 140 milioni di euro che abbiamo di budget per spendere sul mercato. Allora, io partirei dai difensori, partiamo dai difensori. Prendo Facudo Medina per 15 milioni. Poi a centrocampo prendo Mason Mount a 50 milioni di euro.
Reitez dal Borussia Dortmund, se non sbaglio, per 1 milione di euro, centrocampista 21enne che può diventare il nuovo Toni Kroos. E poi per l'attacco vado a prendere Pepe per 15 milioni e Perez a 10 milioni. Rimaniamo con un budget di 45 milioni di euro che lo useremo tra virgolette per pagare dei stipendi e per magari migliorare lo stadio. Bene ragazzi, grazie a tutti per la visione, fatemi sapere se gli acquisti e le cessioni per il Leeds vi sono piaciute e vi ricordo di lasciare un bel like e di iscrivervi al canale. Ciao!